Quindi il numero delle imprese, vedete, sono oltre 1300, combinazione di produzione di calzature e riparazione. Gli addetti sono 13.700, la filiera è naturalmente ad alta vocazione artigiana, con 7 imprese su 10 che sono imprese artigiane, sono quasi 1000 unità, di cui circa 700 nella produzione e 260 nella riparazione. Cosa importante, il peso dell'occupazione nei due settori. Vedete che l'incidenza sul totale dell'occupazione delle imprese nel Veneto è doppia rispetto alla media nazionale in termini di indice di specializzazione. L'indice di specializzazione significa un indice del 200%, ecco, rispetto appunto il peso che questo settore ha in media nazionale. Se andiamo a vedere l'asse Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, ecco che addirittura l'indice di specializzazione sale ulteriormente e arriviamo a un'incidenza sull'occupazione dell'1,1%. In generale il comparto della moda, di cui abbiamo i dati di massimo dettaglio per quanto riguarda la rilevazione del sistema Excelsior di Unioncamere e ANPAL, ci mostra come la vocazione delle imprese, 1 su 4 in questo comparto investe in prodotti e tecnologie green e addirittura 2 su 3 investono in almeno un ambito della transizione digitale. Ecco, importante come la transizione digitale, ecco, su cui oggi fate questo importante approfondimento, ecco, sta connotando sempre di più anche la domanda di lavoro. Quindi il 47,9% delle imprese in questo settore investono in competenze green, nel senso che richiedono almeno la metà delle entrate in possesso di competenze relative al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. 48% delle entrate nelle imprese della moda richiedono competenze digitali specifiche sul mondo internet e specifiche ai tools di comunicazione visiva e multimediale. Nello specifico, la domanda di artigiani e operai specializzati delle calzature, in cui sono comprese tutte, diciamo, è il macro settore professionale relativo al vostro comparto. Vedete che l'attitudine al risparmio energetico e sostenibilità ambientale è richiesto nel 48,4%. Abbiamo una marcata difficoltà di reperimento in questo settore di circa un'entrata su 2 che arriva quasi al 60% in Veneto. La spesa, stiamo parlando naturalmente di una filiera che interessa una spesa importante per quanto riguarda le famiglie venete, con un perimetro che è di 262 milioni di euro, con 24 milioni specifici per la riparazione. Sappiamo che il comparto di spesa è stato colpito in modo particolare dalla recessione e dalla pandemia e il recupero non è ancora completato. Secondo gli ultimi dati disponibili, specifici per la ripartizione del nord-est, la spesa delle famiglie nel 2021 è sotto del 5,5% rispetto a quella del 2019, la spesa per le calzature e per la riparazione ha un'intensità di flessione che, vedete, è di circa il doppio, attorno il 10%. Quando parliamo di calzature nel Veneto parliamo di un'eccellenza europea. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per export di calzature e il Veneto è la prima regione italiana con 3,3 miliardi di euro. Se scomponiamo in una classifica ibrida il dato dell'Italia con resto d'Italia al netto del Veneto e gli altri 26 paesi europei, vedete che l'Italia naturalmente rimane, non naturalmente, nel senso anche tolto il Veneto, riesce a rimanere il primo territorio per esportazioni delle calzature, e vedete che il Veneto, che da solo esporta come tutta la Spagna, si colloca con 3,3 miliardi al 7° posto in questa classifica ibrida. I mercati che sono andati meglio, c'è stato tra i 20 mercati,
gli Emirati Arabi Uniti è il 20°, quindi è relativamente meno importante degli altri, ma ha avuto un grande dinamismo in termini di crescita delle calzature. Poi l'andamento del cambio in qualche modo ha favorito un ottimo dinamismo del prodotto made in Veneto, sia in Canada che negli Stati Uniti, e poi andamento particolarmente positivo per quanto riguarda Cina e Corea del Sud. La moda, abbiamo visto, è uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e che segna ancora un ritardo rispetto al recupero dei livelli 2019. Questa è la dinamica della produzione. Vedete che la pelle, comparto entro il quale è collocata le calzature, segnano ancora un ritardo del 10% rispetto ai livelli produttivi pre-crisi, però è uno dei comparti che è andato meglio nel 2022. Addirittura le calzature, quindi quella scomposizione che abbiamo visto settoriale, siamo andati ad aumentarne lo zoom, quindi negli 83 settori manifatturieri, che appunto sono caratterizzati dalla Teco a 3 digit, su cui le calzature sono appunto il codice 152, vedete che si collocano le calzature al secondo posto per dinamica della produzione fra gli 83 settori, segnando un più 16,8%, andando molto meglio della media della manifattura, che ha sofferto nel 2022 in particolare per il forte stress dei costi energetici, che sono risultati in crescita e in crescita maggiore rispetto agli altri maggiori competitor europei, e vedete che le calzature in Italia performano meglio rispetto alla media europea. Stiamo in un periodo di alta inflazione, quindi chiudo il mio intervento per darvi un po' gli elementi di quadro con uno sguardo alla dinamica dei prezzi. I prezzi alla produzione ad aprile stanno salendo, quindi i prezzi listini delle imprese delle calzature stanno salendo del 12,2%, siamo in un periodo ancora di elevata inflazione, abbiamo segnali di riduzione, ma con qualche rallentamento di questa tendenza. I prezzi al consumo ad aprile salgono dell'8,2% e i prezzi al dettaglio, quindi i prezzi retail al consumo delle calzature, viaggiano a più 2,5%, scomposto fra un 2,4% delle scarpe e un più 3,8% delle calzature. La voce 2,5, vedete che in Veneto registra un andamento in linea con la media nazionale del più 2,6%, con alcune accentuazioni sull'asse di Treviso, Padova e Venezia. Grazie e lascio la parola a Maria Luisa.